Questa mattina la Regione, con l'assessore alla cultura Anzil, ha presentato un bando per il restauro di affreschi e icone votive che adornano i muri esterni di case e palazzi e che spesso si trovano in cattive condizioni. Sentiamo Armando Mucchino. La Regione in soccorso dell'arte popolare e minore ha presentato oggi a Udine un bando per la concessione di fondi per la manutenzione o restauro di affreschi, quelli visibili dalla pubblica via, quegli affreschi devozionali o decorativi che arricchiscono palazzi o case rurali, il più delle volte vere e proprie opere d'arte commissionate nei secoli, che ora purtroppo spesso capita di vedere in pessimo stato di conservazione, degradate, se non proprio ridotte a un segno sulla parete. La filosofia di questo intervento è quella di preservare un patrimonio che è storico, artistico e culturale, che altrimenti rischierebbe di andare perduto e che chiunque, passeggiando per la pubblica via, ha viceversa la possibilità di ammirare e di godere. L'arte popolare che ha contraddistinto però la nostra storia, le nostre tradizioni, e noi veniamo da lì, da questi piccoli paesi che avevano magari un antico affresco. Alla sollecitazione della Regione hanno risposto già 23 amministrazioni comunali che, sotto la sorveglianza della Sovrintendenza dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, sceglieranno e cureranno gli iter di restauro. Il progetto affreschi è stato portato avanti dal consigliere regionale Marcus Maurmair, che già si è occupato della materia nel suo comune di Valvasone. Spesso i privati non hanno l'opportunità di intervenire su queste affrescature, che sono magari piccole icone, e allora da una mia esperienza come sindaco l'ho riportata in Regione. La Regione aiuta i comuni daranno un contributo ai privati a coprire il 90% della spesa, quindi queste testimonianze d'arte provenienti dal passato avranno l'opportunità di una nuova vita.